Finisce a reti bianche l'attesa sfida del Lenzo Vasi di Piraino tra la Nebros, quinta in classifica nel girone B di eccellenza, e il Città di Avola, terza forza del campionato. Un punto a testa che consente sia ai locali che alla formazione siracusana di allungare a 3 la striscia di risultati utili consecutivi. Una sfida che si apre subito con le vibranti proteste della Nebros, che dopo 4 minuti reclama un fallo di rigore su Di Vita, sul quale però il signor Azzolina dice di no, e con il fischietto di Ragusa che invece non ha dubbi pochi secondi dopo, quando assegna agli ospiti un calcio di punizione ritenuto dai padroni di casa simile a quello non fischiato in precedenza. Poi ancora Nebros per 2 volte in avanti, prima Guadagnoli col destro chiama Santillo alla parata in 2 tempi e subito dopo Sciotto di testa sul cross di Scolaro trova la comoda risposta del portiere. L'Avola non sta a guardare al 20° un tiro cross di Fratantonio dal fondo, deviato da Spinella, centra la parte superiore della traversa e finisce in angolo, e dal corner successivo solo la decisiva parata di Mittica nega a Diop la gioia del gol. Partita vibrante sul capovolgimento di fronte, i tentativi operati dalla Nebros con Pontini che calcia col sinistro al 29° e con Sciotto che ci prova di testa da corner al minuto 31 non centrano lo specchio della porta. Bersaglio che pochi minuti più tardi tenta di colpire l'11 ospite, ma un super Mitti che è bravo per 2 volte a dirgli di no. L'estremo della Nebros nella ripresa si fa male in uscita a palla alta, Coramella che approfitta della situazione e calcia a rete, ma sulla linea salva tutto buon tempo. Nell'occasione lo stesso numero 1 di casa deve lasciare il campo, sostituito da Vito Giuseppe. Al 65° sono ancora vibranti le proteste dei locali che vorrebbero il cartellino rosso all'indirizzo di Caruso, che ferma la ripartenza di Guadagnoli, ma Azzolina opta invece per il giallo. Nonostante ciò la squadra di Palmeri cerca la via del gol e al minuto 77 il destro in aria di Scolaro su assistenza di Traviglie si spegne di poco alto sulla traversa. All'85° è però l'Avola ad accarezzare il vantaggio con la botta di Butera che dal limite manda a fil di palo. Poi nel finale la Nebros ci prova, ma anche il tiro cross di Di Vita al 95° non sortisce l'effetto sperato. Con questo pareggio la Nebros sale in classifica a 14 punti e scivola in sesta posizione a -1 dalla zona playoff, mentre il Città di Avola si porta a quota 18 a -4 dal terzetto di testa composto da Modica, Vittorio e Milazzo.